Sinjuri, nselmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni speċjali tal-programm News.mt llum mill-Parlament Ewropew fi Brussell. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor se nkunu qegħdin nitkellmu mal-President tas-Soċjalisti u Demokratiċi fih dan il-Parlament Ewropew Gianni Pittella. Miegħu se nkunu qegħdin niddiskutu s-sitwazzjoni fil-Libja u l-immigrazzjoni illegali, suġġetti li jolqtu lil pajjiżna b'mod dirett. Bla dubju xejn bħalissa qed iddomina l-aħbarijiet internazzjonali is-sitwazzjoni fil-Libja. Meta ltqajt mal-President Taljan Sergio Mattarella, inti qed li l-immigrazzjoni għandha jkollha post prinċipali fuq l-Aġenda Ewropea u qed ukoll li għandha tittieħed azzjoni dwar dan. X'qed jipproponi l-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi? Un grande e forte ruolo dell'Unione Europea, con Federica Mogherini, con il nostro lavoro nel Parlamento Europeo, con il coinvolgimento degli Stati membri, noi dobbiamo risolvere la grande questione drammatica della Libia, che sta andando in frantumi, e riportare la Libia ad un governo di unità nazionale, e dobbiamo risolvere il problema dell'immigrazione. Ma se non risolviamo il tema della Libia, non risolviamo nemmeno l'arrivo massiccio di immigrati, perché gli immigrati vengono da quelle parti, vengono da una situazione che si sta frantumando, i cittadini fuggono dalla guerra, dalla miseria, da un non Stato. Ecco perché serve una immediata e forte iniziativa politica dell'Unione Europea. Però x'qed jipproponu is-Soċjalisti u d-Demokratiċi b'mod konkret biex is-sitwazzjoni fil-Libja verament tmur għall-aħjar, x'għandha tagħmel dwar dan l-Unjoni Ewropea? Dobbiamo parlare con tutti gli attori, sia quelli interni alla Libia, sia quelli esterni. Noi stiamo preparando una conferenza internazionale qui a Bruxelles, sotto l'egida del gruppo SD, con la partecipazione di Federica Mogherini, con la partecipazione dei ministri degli esteri interessati, con la partecipazione della Lega Araba, con la partecipazione degli attori che sono decisivi nel conflitto libico. Staqsejnieh ukoll għall-ħsibijiet tiegħu dwar l-immigrazzjoni illegali u x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea fiċ-ċirkostanzi preżenti sabiex tirregola aħjar din l-immigrazzjoni illegali. Il tema è il seguente: Triton è stata una scelta insufficiente sia per le potenzialità che ha Triton, sia per le risorse finanziarie, i mezzi e le risorse umane e tecnologiche. In Italia è stato lanciato anni fa un grande programma che si chiama Mare Nostrum. Ecco, bisogna fare un Mare Nostrum europeo, cioè un meccanismo per il quale si governa il fenomeno dell'immigrazione, non si subisce, si governa cercando di andare alle origini, da dove parte la bimba, il ragazzo, il cittadino che sceglie di imbarcarsi in un barcone della morte pur di fuggire dalla guerra, dalla fame, dal sangue. Fil-jiem li għaddew il-Greċja wkoll kienet fuq l-Aġenda Ewropea, kienet fuq fom kulħadd, kien hemm dubji jekk il-Greċja kienet ser tibqa' fiż-żona euro jew le, fl-aħħar intlaħaq ftehim. X'inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan u x'jaħseb dwar dan il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi? Sì, l'accordo è stato positivo, ha salvato la Grecia dalla bancarotta, dal baratro, e ha salvato anche l'Europa, l'Eurozona. Abbiamo trovato un giusto compromesso che mantiene gli impegni assunti dalla Grecia e che però dà un margine di flessibilità maggiore rispetto al passato, che può essere utilizzato dal governo greco per dare risposte civili e sociali alle persone che stanno peggio, alle persone che stanno malissimo in Grecia. Ma questo non significa che non deve rispettare gli impegni, questo non significa che non deve restituire i soldi del debito, ma lo può fare con un'elasticità maggiore. E la Grecia va salvata, la Grecia va riportata su un binario giusto, che non è il binario dell'austerità cieca e sorda, e la Grecia va sostenuta in un grande sforzo di ricostruzione nazionale. Ma tutto questo lo deve fare anche
chi governa la Grecia, e quindi non è che è solo l'Europa deve fare la sua parte, ma deve farla anche il governo greco. E io penso che sia stata una scelta sbagliata quella di Tsipras di allearsi con la destra più radicale. Molto più coerente e realistico e positivo sarebbe stato e sarebbe allearsi con le forze socialiste e liberali e progressiste della Grecia. Dwar il-Prim Ministru Joseph Muscat Pittella kellu dan xi jgħid. Intanto prendiamo atto con gioia e con soddisfazione che le cose vanno bene a Malta e rendiamo merito a chi ha merito. Joseph Muscat è un grande capo di governo, è un grande leader, io lo conosco personalmente da quando veniva a Bruxelles come collega del Parlamento europeo, membro della Commissione Bilancio, è una persona realistica e competente che con misure precise ha portato Malta fuori dalla crisi e a raggiungere targets mai pensati, mai previsti, mai pensabili. Ora bisogna dare convergenza all'interno dell'Eurozona, perché ci sono altre situazioni che invece sono in difficoltà. L'Eurozona non può essere soltanto una moneta, deve essere anche un governo politico ed economico, una capacità di ridurre le distanze, nel senso non che chi sta bene deve stare peggio, ma chi sta male deve stare bene. Questo significa ridurre le distanze all'interno dell'Eurozona e all'interno dell'Unione Europea. Mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għaddew issa xar xhur. Inti wkoll kellek iċ-ċans f'dawn ix-xhur illi titkellem u taħdem mill-qrib mal-Europarlamentari Laburisti. X'għandek xi tgħid dwar il-ħidma tagħhom fih dan il-Parlament Ewropew? Io posso parlare della delegazione socialista e democratica perché conosco benissimo i colleghi e le colleghe della delegazione con cui ho un rapporto splendido. Io sono stato a Malta dopo l'elezione anche mia di capogruppo, ho avuto lunghi dialoghi con loro, abbiamo fatto anche un pranzo insieme di lavoro e poi ogni giorno io lavoro con loro. Ho un rapporto bellissimo e devo dire che stanno interpretando in maniera corretta il ruolo dell'europarlamentare, perché i nostri maltesi stanno facendo l'europarlamentare come deve essere fatto l'europarlamentare, studiando i dossier, stando presenti qui nel Parlamento europeo e poi tornando a Malta e stando sul territorio. Quindi con un piede sul territorio, sempre con le radici sul territorio e allo stesso tempo con la testa e con i piedi anche a Bruxelles dove si decide e loro contribuiscono in maniera intelligente alle decisioni. Nhar il-Ħadd li ġej ser inkunu qegħdin niċċelebraw Jum il-Mara. Staqsejna lil Pittella jekk jaħsibx li hawn biżejjed nisa fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej u jekk jaħsibx li nistgħu nagħmlu aktar sabiex ikun hawn iżjed parteċipazzjoni femminili f'dawn l-istituzzjonijiet. Assolutamente bisogna migliorare. La situazione è certamente migliorata nel corso degli anni, c'è un livello di partecipazione delle donne molto più elevato del passato, ma dobbiamo fare di più. Noi dobbiamo arrivare ad una effettiva parità e questo va sostenuto con scelte coerenti da parte dei partiti e anche scelte dei cittadini. E anche scelte istituzionali, per esempio la doppia preferenza nei sistemi elettorali in cui c'è la preferenza, secondo me è una cosa giusta. Insomma, dobbiamo fare del tutto ciò che è le nostre possibilità per garantire alle donne e agli uomini un pari accesso alle istituzioni e alla politica e al lavoro. Taħseb li tkun introdotta kwota hija soluzzjoni sabiex ikun hemm aktar nisa fil-Parlament Ewropew? In alcuni casi diventa indispensabile mettere le quote, però sinceramente se io potessi scegliere, io sceglierei non le quote, io sceglierei la conquista da parte degli uomini e delle donne di un posto di responsabilità, di una responsabilità, di un ruolo istituzionale, semmai attraverso la doppia preferenza. U b'dawk il-kummenti tal-President tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fih dan il-Parlament Ewropew Gianni Pittella wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum.
News.mt jerġa' jkun magħkom nhar it-tnejn illi ġej fis-7 u 10 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant jiena Charlene Zammit nirringrazzjakom għall-attenzjoni u nsellmilkom.